Buonasera a tutti, benvenuti al Centro Studi Piemontesi, all'Accademia Studi Piemontese, gli amici che vengono quasi a tutti gli appuntamenti e gli amici che vengono giustamente, che scelgono i temi più interessanti. Oggi stiamo andando velocemente verso l'ultima conferenza che sarà il 3 dicembre, però le conferenze del lunedì, però subito dal 12 dicembre, ve lo anticipo già, distribuiremo poi gli inviti, faremo la solita, chiamiamola festa dei libri, festa del libro per Natale, e quindi 12 dicembre tutto il giorno. Oggi sono particolarmente contenta di avere all'Accademia Studi Piemontesi un amico di sempre, se disumo da anni che sconosciuma per snandilo, perché sennò persmia che sia proprio troppo veia, Gianfranco Gribaudo. Chi avrà voglia nell'ingresso troverà, perché al Centro Studi Piemontesi, all'Accademia Studi Piemontesi, il nome di Gianfranco Gribaudo è legato al dizionario piemontese. Per noi sei sempre stato il Gribaudo Maria Piera. Ci sono ancora dei posti qua davanti se vuoi venire, grazie, così anche qua. E quindi nell'ingresso abbiamo fatto un omaggio a una parte della sua vita raccontata in questo libro, che è quella del vocabolarista. Vedrete 3 copie di 2 o 3 edizioni del dizionario piemontese, e però insieme abbiamo messo alcuni dei grandi vocabolaristi piemontesi, dal Pipino allo Zalli al Ponza, che così è un modo per valorizzare, far vedere, far conoscere anche i libri preziosi che abbiamo nella biblioteca. In particolare questi sono tutti della biblioteca Renzo Gandolfo, che mi fa piacere ricordare con la presenza qua di Gianfranco Gribaudo. Ma la storia, la vita, il lavoro, l'impegno di Gianfranco Gribaudo va oltre il dizionario piemontese, e quindi siamo qui per parlare di un libro che ha per titolo Dal Burg al Beat, che sono proprio le due passioni di Gianfranco Gribaudo, tra Torino e le Nazioni Unite, fatti e pensieri di un piemontese internazionale, uscito da poco a Chieri da Gaidano e Matta. Saluto l'editore Calaggiù, che è un posto qua ma preferisce girare e fare foto, e ne parlano con Gianfranco Gribaudo, Dora Marucco, che tutti qua conoscete perché un'amica, una collaboratrice di Studi Piemontesi, oltre che docente all'Università di Torino, e Luciano Genta, che forse non so se è la prima volta che vieni come oratore qua al Centro Studi Piemontesi, però un amico anche lui di lunga data, ed era un giornalista della Stampa e di Tutto Libri, e quindi ci fa particolarmente piacere dare anche a lui e a Dora Marucco il benvenuto. A questo punto entriamo subito nel libro. Tra l'altro il libro è esposto qua ed è poi anche in vendita se qualcuno può essere interessato, speriamo. E per entrare nel libro do subito la parola a Dora Marucco, che affettuosamente noi tutti chiamiamo Doretta. Prego. Se vuoi usare il microfono, forse è meglio, perché è già pronto. Aspetta, o devo schiacciare qualcosa? Dovrebbe essere così. Prego. Grazie, e grazie anche di questo piccolo risvolto affettuoso che hai voluto mettere, e in fondo, insomma, qui all'Accademia Studi Piemontesi lo si sente sempre a casa propria. Dunque, ringrazio di essere stata invitata alla presentazione di questo libro, e ringrazio naturalmente tutti i presenti che sono qui ad ascoltare quello che cercheremo di dire su un lavoro che, al di là dell'understatement del nostro autore,
è un lavoro che io giudico molto importante, e al di là del titolo, insomma, anche questo, sommesso, eccetera, eccetera, secondo me ha da dire moltissimo. Bisogna essere grati a Luciano Genta, che ha avuto la capacità di convincere Gianfranco Gribaudo a rilasciare, cioè a rispondere a queste domande e a rilasciare questa intervista, perché il libro è un libro, diciamo, complesso nella sua organizzazione, ma nasce da questa intervista condotta da Luciano Genta. E perché è complesso? È complesso perché oltre all'intervista il libro si compone di un apparato fotografico che voi vedete qui, scelto e quindi molto significativo e importante, anche perché buona parte delle fotografie provengono dall'archivio privato di Gianfranco. Poi questo volume è arricchito anche da un'appendice di documenti di Gianfranco, di suoi interventi e di contributi vari, e poi da una cosa abbastanza molto simpatica e abbastanza inconsueta, da una qualche pagina che gli hanno dedicato alla moglie Anna e i 2 figli, con atteggiamenti assolutamente peculiari, quindi diversi tra di loro. Il libro è introdotto da 2 importanti prefazioni, cioè oltre a quella naturalmente di Luciano Genta, a quella di Sergio Maria Gilardino, che gli è in qualche modo collega nello studio e nell'interesse della lingua piemontese, e da Gian Giacomo Migone, che ha condiviso sempre con Gianfranco idee, progetti, iniziative e realizzazioni relative al centro di formazione, così si chiamava, tecnico-professionale, che noi a Torino chiamiamo comunemente il BIT. Perché c'è stato uno sforzo non indifferente da parte di Luciano Genta nell'indurre Gianfranco a rilasciare questa intervista? Perché direi che la prima parola, la prima affermazione da parte di Gianfranco è: la mia vita non è un romanzo, cosa che normalmente la dichiarazione che normalmente è al contrario, è ribaltata. La mia vita è come un romanzo, se dovessi descrivere staremmo qui giorni, eccetera. No, la mia vita non è un romanzo, e questo di nuovo ci dà già un po' il carattere di Gianfranco e il suo atteggiamento nei confronti dei ruoli che lui ha ricoperto e nel corso della sua vita e nel corso della sua attività. Intanto il titolo del libro porta, il sottotitolo del libro sottolinea una caratteristica: piemontese internazionale, perché questa direi che è la cifra di Gianfranco Gribaudo, cioè una persona che si è formato in una dimensione, con un'apertura internazionale, cosa abbastanza inconsueta, diciamo, ai tempi tuoi, miei, eccetera. E dall'altro lato però questa sua apertura internazionale è sempre convissuta con un attaccamento alle radici che si esprime nell'attività relativa alla lingua piemontese e soprattutto appunto alla raccolta di tutti questi lemmi che hanno dato origine poi al suo dizionario, ormai arrivato alla 3ª edizione, se non sbaglio, e forse ce n'è una 4ª in preparazione, magari, ce l'auguriamo.
E, ecco, il senso di questo apparente ossimoro piemontese internazionale ce lo spiega chiaramente, ce lo indica chiaramente, ce lo spiega chiaramente Luciano Genta, quando dice che l'obiettivo, insomma, di Gianfranco e di tutta della sua esistenza è stata di far conoscere nel mondo la vitalità culturale, imprenditoriale, sociale della sua amata città e nel contempo aprirla al mondo, farla interagire con le organizzazioni internazionali, innestarla nella rete dello sviluppo e della cooperazione globale. E tutto questo in epoca in cui questa visione era patrimonio di minoranze tanto determinate e preveggenti quanto rade ed esili, superando resistenze, incomprensioni, ostilità diffuse tra i tanti convinti che a Torino bastasse affidarsi a mamma Fiat. Credo che qui tu abbia centrato esattamente quello che è in qualche modo, insomma, il senso dell'esistenza e anche dell'impegno di Gianfranco. Ecco, bisogna dire che in questa riflessione che ha portato, che l'intervista ha portato all'esterno e alla luce e alla appunto possibilità e alla comunicazione a tutti del mondo di Gianfranco Gribaudo, emergono molti aspetti, molte linee guida, molti degli elementi portanti della sua visione del mondo. E questi elementi portanti della sua visione del mondo sono quelli che lo rendono anche libero di denunciare apertamente tanti aspetti negativi, tante responsabilità e tante colpevolezze di cui in qualche modo lui stesso si sente, cioè su cui lui ancora oggi si interroga per quanto concerne sue eventuali responsabilità. Certamente quella che gli manca è la responsabilità di non denunciare queste cose in maniera aperta, senza rivalse, senza volontà appunto di opposizione, ma semplicemente proprio come necessità di chiarezza, necessità di far emergere quello che deve emergere. E partiamo da lontano a questo proposito, perché Gianfranco, come ho detto in apertura, si apre alla dimensione internazionale come suo interesse e poi come cifra della sua vita e della sua attività fin dagli anni universitari, e in questa frequenta scienze politiche e si apre al diritto, cioè viene in qualche modo attratto dal diritto internazionale e attratto dal significato e dall'importanza delle organizzazioni internazionali nell'ordine e nell'impostazione della vita generale non solo dell'Europa, ma in generale del mondo. E quindi aprendosi molto per tempo, ancora negli anni universitari, a questo
interesse e a questa volontà di operare in quell'ambito, Gianfranco mette in evidenza i limiti dell'università di allora, dei suoi tempi, che chiaramente sono limiti fortunatamente in larga parte oggi superati o comunque in via di superamento, cioè quali sono i limiti che lui riconosce all'università degli anni 50, un'università che gli appariva passatista, che gli appariva ancora stretta a una visione puramente nazionale dei problemi e anche, diciamo, passatista perché orientata, perché intrisa di nozionismo, di indifferenza per le lingue e di disinteresse per le aperture internazionali. Fortunatamente la Torino dei suoi tempi gli offriva già adeguati compensi a tali carenze. Da un lato la presenza della SIOI, che a Torino nasce seconda metà degli anni 40, con le attività rivolte ai giovani, da un lato. La creazione dell'Istituto di Studi Europei, che con i suoi seminari faceva respirare un'aria nuova, grazie all'invito ai maggiori studiosi del nostro continente. Però questa critica non si rivolge solo all'università degli anni 50, ma si rivolge anche in generale all'Italia ufficiale, all'Italia dei ministeri, che dimostra sempre scarso interesse per le organizzazioni internazionali, scarso interesse per la formazione del personale italiano che deve ricoprire ruoli anche modesti in queste organizzazioni. In generale, dice Gianfranco, nella politica, nei partiti c'era e forse c'è ancora una scarsa conoscenza, disinteresse, trascuratezza per le nostre iniziative internazionali. Ma anche gli imprenditori non erano da meno, ad eccezione di Gianni Agnelli, l'unico che ne capiva picchena frisa. Eppure, ecco, uno dei pregi di questo libro, che tra l'altro si legge veramente con gusto e con piacere, perché la lingua è forbita, è sorvegliata, è attenta proprio, senza essere affatto una lingua ostica, anzi, e poi perché è piacevole, perché ogni tanto ci sono queste citazioni dal piemontese che rendono appunto il tutto anche estremamente gradevole. Questa scarsa attenzione da parte appunto dei ministeri e degli organismi preposti ai rapporti internazionali fa sì, cioè, che ci sia appunto nei confronti del centro di formazione tecnico-professionale di Torino una sorta, cioè che questo centro deve avere una sorta di cammino parallelo, senza che ci sia un intervento, un'attenzione, un investimento, al di là degli inizi, insomma, nei confronti appunto della sua opera. Il centro di formazione tecnico-professionale, come sapete, nasce a Torino, inizia la sua attività nel 1965, a seguito delle iniziative per i festeggiamenti del primo centenario dell'Unità d'Italia,
1961, quando appunto c'è un grosso investimento che si esprime anche nella costruzione, nella progettazione e costruzione del Palazzo del Lavoro e dalla parte opposta di quelle casette, edifici che ospitavano appunto la Mostra delle Regioni. Che fare di questo finita Italia 61? Ecco che con una cioè con un'intuizione estremamente felice a cui dà un apporto notevole Gianni Agnelli, si decide di insistere perché il BIT di Ginevra scelga Torino come sede per creare un centro di formazione tecnico-professionale per i paesi in via di sviluppo. Teniamo presente che quelli sono gli anni della decolonizzazione, quindi sono gli anni in cui questi paesi emergono e quindi questi paesi hanno bisogno di avere, per svilupparsi, una classe, cioè dei tecnici che possano appunto, dei tecnici, degli operai specializzati, eccetera, eccetera, che possano garantire questo tipo di sviluppo. Non c'è certamente cioè dobbiamo, va benissimo, pensare che Gianni Agnelli, che coglie il senso di queste cose, pensava sicuramente anche alla possibilità in avvenire di avere dei mercati, no? Per le produzioni automobilistiche, eccetera. Quindi questa iniziativa parte e cioè il racconto di come avviene certamente non lo faccio io qui perché è ampiamente spiegato, ampiamente narrato nel volume, e quindi nasce questo centro. Ma l'interesse di questo centro, che porta appunto questi giovani a entrare, insomma, cioè a seguire questi corsi, l'interesse di questo centro sta anche nel fatto che il centro ha una vitalità tale per cui nel corso dei decenni riesce a ristrutturarsi, ad adeguarsi a nuove esigenze, al punto che nel 2002 il centro dal 2002 cambierà la sua natura, insomma, e diventerà un centro di formazione per gli manager e i funzionari dell'ONU in giro per il mondo. Se possiamo dire una cosa, a questa ipotesi Gianfranco lavora già negli anni 70, nella prima metà degli anni 70, quando per un breve periodo, ma molto importante per la sua vita, anziché lavorare a Roma, a Torino e lavorerà a Ginevra e in quell'ambito comincerà a costruire questa ipotesi che si realizzerà 30 anni dopo, però si realizzerà. Perché dico importante questo breve periodo? Perché in quel periodo conoscerà anche Anna. Fatale. E quindi, ecco, vorrei chiudere, perché ci sono tante cose che vedremo dopo, citando un aspetto che, un appello, direi in qualche modo, un giudizio, un appello che Gianfranco pone nelle pagine di questo suo lavoro. Cioè, in qualche modo si stupisce che oggi noi stiamo scoprendo l'Africa
l'Africa, che fu il primo continente che mandò i suoi giovani a Torino all'apertura del centro. Sembra che molti solo adesso scoprano l'Africa. Aiutiamo l'Africa, altrimenti saremo travolti dall'onda delle migrazioni, dice Gianfranco. Ragazzi, sono 60 anni che le Nazioni Unite, non solo, hanno impostato programmi di assistenza di ogni tipo e progetti economici, sociali, culturali. Che cosa non ha funzionato? Perché l'Africa è sempre in difficoltà? 3 sono stati i fattori decisivi: l'esplosione demografica, la corruzione dei regimi nei paesi nuovi, la cattiva gestione di aiuti quasi sempre poco appropriati. Se si fosse agito con convinzione, fin dall'inizio avremmo speso meno di quanto ci costa ora il semplice tamponare. Invece abbiamo lasciato andare le cose finché la diga è tracimata. Un tempo gli africani ignoravano, subivano, tacevano. Ora, grazie anche alle nuove tecnologie, conoscono, comunicano, si muovono, non sono più disposti ad aspettare. Si è diffusa un'autocoscienza dell'identità e dei diritti. Hanno allargato al mondo il loro orizzonte ed ecco che arrivano da noi. Darei la parola a Luciano Genta e dialogate poi anche con Gianfranco. Certo. Poi dopo Gianfranco chiuderà, gli daremo la parola finale, ma adesso tocca a te. No, ma forse sarebbe interessante, poi qualcosa lo dico anch'io, sapere se lui già su queste riflessioni che ha posto la professoressa Marucco ha qualche cosa da dire. Beh, la considerazione generale... Vedi, lui da giornalista giustamente sa come si... La considerazione generale che va bene piazzata in qualsiasi momento della serata è, come diceva Edith Piaf a suo tempo, la nostra generazione più o meno si ricorda di Edith Piaf, J'ai deux amours. Allora per lei era Mon pays e Paris. E per me è stato Turin e le Nazioni Unite, un'anima lacerata tra queste due tendenze, le radici, l'orto, i genitori, il paesello, la cittadina di Chieri vicino al paesello, insomma il mondo un po' gozzaniano dei vecchi tempi che forse adesso sta un po' scomparendo. E poi invece l'apertura non solo all'Italia ma soprattutto al mondo, alle organizzazioni internazionali che rappresentano con le loro strutture qualche volta un po' burocratiche, un po' pesanti e che vengono spesso criticate senza essere conosciute, comunque rappresentano il mondo in una cartolina. Se voi andate al Palais des Nations a Ginevra e avete tutto il mondo a disposizione, con le sue contraddizioni, con le sue speranze, con i suoi interessi, con le sue combinazioni di affari, di politica, di traffici, di ogni cosa. È il mondo, è il Parlamento del mondo in un certo senso. Quindi tutta la mia vita che è stata così brillantemente esposta poi da Dora Marucco e poi da Luciano Genta che mi ha guidato nell'elaborazione di questo libro, è stata ispirata a questo, quest'anima lacerata. Oddio, ho sofferto ma non tantissimo, comunque mi spiaceva molto dover andare via da Torino ogni lunedì, perché raramente stavo lontano da Torino più di 1, 2, 3 settimane. E poi dopo aver sofferto andando via col treno normalmente, a quel tempo si usava molto il treno più che l'aereo, passando Trofarello vicino
alla residenza della nostra amica, da Trofarello vedevo la collina di Pino e mi stringeva un po' il cuore, ma insomma sono un po' romantico, adesso non si usa più, ma ai miei tempi si usava e un pochino pativo. E poi arrivavo a Roma e il gurgite vasto delle vicende romane, la vita politica mondana, cacciarona di Roma, Trastevere, le lunghe serate a Palazzo Venezia dove avevo l'ufficio, mi cancellavo un po' queste immagini e poi il venerdì sera riprendevo il Nequata Stras, come dico lì, e risalivo sul treno, normalmente terza classe, poi secondo quando hanno abolito la terza, e tornavo a Torino e ripetevo le esperienze che tanti illustri scrittori, Franco Antonicelli per primo, riflettevano nei loro scritti questa differenza tra il mondo dorato, caloroso, caldo di Roma e invece le nebbie di Cambiano, le nebbie di Trofarello, le nebbie di Asti, le cime delle Alpi. Ecco, anche dal punto di vista puramente geografico c'è sempre stata questa tensione che comunque mi ha aiutato non solo a sopravvivere ma a vivere e a arrivare a questa tarda età, cui mi rallegro e ringrazio il Signore. Tanto la parola a Luciano Magenta, poi Io vorrei lasciare un po' di spazio perché Garibaldo possa parlare, visto che siamo ospiti del Centro Studi Piemontesi, del suo rapporto con la lingua piemontese e il suo lavoro sul dizionario. Vorrei solo dire brevemente 3 punti che offro come informazioni sul libro per chi fosse interessato a leggerlo, acquistarlo, leggerlo insomma. Perché in fondo le presentazioni credo che debbano servire a questo, no? A dare informazioni sulla merce. Allora, 3 punti. Il primo è questo: se date uno sguardo alle fotografie, c'è un apparato fotografico ricco grazie al fatto che Garibaldo, essendo sempre stato sia nella vita privata che nella vita professionale un metodico, direi quasi ossessivo, raccoglieva tutto, quindi dalle cartoline alle foto di viaggio, alle foto familiari, alle foto degli incontri professionali, catalogati in album diversi. Purtroppo non abbiamo potuto usare i primi album degli anni 50 perché erano quelle foto microscopiche, no? Di 5x3 mezzo, 5x4 al massimo, perché non c'erano più i negativi, non si potevano riprodurre. Ecco, se guardate le foto, salvo quelle di famiglia, tutte le foto di eventi pubblici che riguardano il suo ruolo allo SIOI o sua collaborazione con le Nazioni Unite, il suo lavoro al Palazzo di Ginevra, i suoi lavori per Italia 61, poi la direzione del BIP, lui è sempre in seconda e terza fila. E questo è un elemento, sì, è un dettaglio, no? Ma il diavolo si nasconde nei dettagli. Ora, esprime molto bene qual è stato il suo modo di essere. I francesi direbbero è stato un grand commis, è sempre stato un uomo di servizio, al servizio di idee, al servizio di organizzazioni in cui credere, è sempre un passo indietro, al servizio di. C'è una foto significativa di un grande pranzo con Agnelli, un'altra accanto a Agnelli c'è anche Lutanz, allora segretario dell'ONU. Poi ci sono le diverse autorità, eccetera, e in fondo, là in fondo alla tavola, ecco, se voi lo cercate in fondo, ai margini, al lato c'è.
l'aveva preparata la tavola, l'aveva imbandita, aveva organizzato la cosa. E se poi guardate gli altri personaggi capite attraverso quali mondi è passato, perché ci sono personalità oggi dimenticate ma che hanno contato. Io, ad esempio penso a Mora di Lavriano, che ha radici ancora nella Torino di Gobetti, che è stato così importante, poi le sue, diciamo, la sua poliedricità di interessi, no? Penso all'interesse letterari, artistici, rapporti con Vera, insomma, eccetera. Quindi da un lato abbiamo un signore che è apparentemente provinciale, no? Perché non si muove da Pino Torinese, e dall'altro parla col mondo e porta questo mondo a Torino, ma senza che molti se ne accorgano, insomma. Allora, il libro è nato, almeno per me, da questa esigenza di far conoscere una vita che ha ancora qualche cosa di significativo, che è stata importante, che ha espresso un lavoro importante, ma che ha qualche cosa che è ancora attuale e significativo. Perché le riflessioni che lui fa, ad esempio sull'identità di Torino, sul rapporto tra Torino e il paese, Torino e il mondo, sono attualissime, insomma. Qui non si parla, per dire, di tavolo, non tavolo, Olimpiadi o non Olimpiadi, però il problema è sempre lì, cioè stuma sarà sì, come direbbe lui, no? Facciamo i bugianè o abbiamo un minimo di visione, di proiezione, di capacità di relazioni, perché il futuro e il rapporto internazionale va costruito, no? Non te lo fai da solo, no? Stando ripiegato su te stesso a difendere chissà cosa, perché le radici sono importanti se portano dei frutti, insomma. Altrimenti da solo non servono. E questa è la ragione per cui, nonostante lui raccontasse ogni tanto qualche cosa, che si dicesse, ma insomma, dottor Gribauer, ma perché non scrive, perché non lascia testimonianza di questo, non si decidesse mai a farlo, e allora un giorno gli abbiamo detto, vabbè, lei parla e noi scriviamo, e così abbiamo fatto, abbiamo registrato, abbiamo trascritto, eccetera, però almeno c'è un minimo di testimonianza di quello che ha fatto, e c'è una lezione, secondo me. L'altro punto che volevo sottolineare è che la caratteristica sua, no? Questa sorta di personalità bifronte, Torino e il mondo, no? Il piemontese con le radici, ma l'uomo internazionale, che ha una parte di idee, poi nel libro si traduce anche molto in aneddotiche, quindi non è per insomma blandire il possibile lettore, no? Accalappiare il consenso, fare il venditore di tappeti, però ci sono dentro tante storie e storielle, che sono curiose, divertenti, piacevoli, in altri casi sono anche oscure, anche drammatiche. C'è ad esempio un capitolo che riguarda un momento difficile della vita del BIT, quando Gribaudo non era ancora direttore, si occupava della gestione delle borse di studio, dell'organizzazione dei corsi di formazione professionale, eccetera, ed è stato messo lì nel linguaggio della politica odierna si direbbe dai poteri forti, no? Un signore senza arte né parte, che più che
il profilo di dirigente corrispondeva a un profilo di faccendiere. E il risultato è stato il mandare a gambe all'aria il bilancio del BIT. E la cosa è continuata con grande mal di pancia, mal di fegato, sofferenza vera, perché, no? Anche durante l'intervista, quando io toccavo questo tasto, parlimmene, lasciamo perdere. Però poi ci tornava, si vedeva che aveva il magone, soffriva. E soffriva soprattutto perché tutti sapevano, tutti dicevano, ma nessuno aveva il coraggio di denunciare. Funziona ancora parecchio. Funziona ancora così. E la cosa, vedrete, è un già, cioè, lo dico, insomma, se ci fosse un giovane giornalista che avesse voglia di sgattare, ci scriverebbe sopra un noir, no? O un'inchiesta fiction, come si direbbe oggi. Il materiale c'è, fino alla conclusione, perché poi è anche una storia di trappole, no? Carriera costruita sugli inganni. C'è un posto da occupare, il posto è occupato in quel momento da un direttore francese, di buona famiglia, buoni studi, intelligente, colto, anche bello, diciamo un Macron degli anni 60 potrebbe essere, solo a Torino, che commette l'errore di passeggiare per via Ormea, andarci con l'auto con targa diplomatica e viene fotografato, le foto vengono fatte girare, duplicate, si costruiscono dossier. Beh, un bel modo per far saltare quel signore, significa liberare una sedia. Ecco, ci sono altre storie, non vado oltre, no? Questa storia qui sappiate che si risolve direttamente nell'ufficio dell'avvocato, perché finalmente la storia arriva alle sue orecchie e dice: ma come, io non ne sapevo nulla, mi dica dottor De Baudo, mi dica. Quando arriva a capire che cosa è successo, che cosa i suoi uomini di fiducia hanno permesso che succedesse, manda Franz Grande Stevens con una valigetta al BIT, e il direttore quella mattina non c'era solo lui, e Franz Grande Stevens dice: questi sono per Ginevra. C'erano i quattrini del deficit che servirono a pacificare i dirigenti di Ginevra e far chiudere lo scandalo. Di questo c'è notizia soltanto in un articolo dedicato a questo signore che uscì su un settimanale, abbiamo tutti l'età per ricordarcene, che si chiamava OP, diretto da un giornalista che si chiamava Nino Pegorelli, che saltò in aria anche lui un paio di anni dopo. Allora, questo è solo un esempio, quindi c'è questo. Poi c'è la terza parte che dovrebbe interessarvi di più, no? Che è la storia del suo amore per le lingue. Quando a me succedeva agli inizi di interviste, perché l'intervista è avvenuta per 3/4 in piemontese e io 2 giorni dopo dico: sì, però diciamo anche qualche frase in italiano, perché per me scrivere un dialetto dove induma poco. E lui per poco non mi levava la pelle, perché non è un dialetto, è una lingua. Allora, il suo amore per le lingue, a partire, no? E le racconta come ha imparato l'inglese, il francese,
E poi dice, ma sì, poche parole un po' d'auta roba, però intanto andava in Polonia, in Cecoslovacchia, in Grecia, in Russia, e lui dice, mladavava, no? Però di fatto, e nel libro lo racconta, ma io direi che qui adesso forse sarebbe interessante raccontarsi almeno la storia del dizionario, perché tu eri un funzionario della SIOE a Roma e lui girava con le scatole da scarpe in cui teneva delle schedine per cominciare a registrare le parole, il significato, i modi di dire, avendo in mente un giorno di fare un dizionario. E non c'era ancora il computer, non c'erano i file, non c'era internet, e quindi asfasia tutta a mano. Ölit Gumbo. A te Gianfranco, poi Ecco, daremo questo. poi la parola anche al pubblico. Come è nata questa passione per il piemontese? È Una nata... galleria però, scusa, che parlasse piemontese. Perché le persone Adesso, senza no, pensare- ma dopo lo No, parlo. no, Perché, insiste. sì, lo so, però forse a quello cammine No, non ne parecchio. vorrei dire neanche di più Sarageno, proprio la No, sì, figurati. non è piemontese. Ma no, non parlare Chiaro. sempre. Che è? No, va avanti Gianfranco, va tranquillo. Parlo tranquillo. Sì, sì. È difficile da spiegare, però nell'infanzia, prima adolescenza, ho avuto qualche input, tanto per parlare italiano. In famiglia c'era un parente, uno zio, anzi mio padrino di battesimo, che aveva iniziato già nei primi anni del secolo, forse 1910, 15, prima della guerra, a raccogliere così per suo diletto delle parole, delle frasi che assorbiva dalla viva voce dei parlanti dell'epoca. A quell'epoca a Torino si parlava quasi esclusivamente piemontese, e le inseriva in una vecchia copia di un dizionario Zalli che aveva acquistato dal Catino dell'Usato. Lo Zalli era già usato nel 1910, quindi morendo nel 1954 questo zio mi ha lasciato questi 3 volumi dello Zalli con queste noticine scritte con una calligrafia antica su dei listelli di carta incollati pagina per pagina, e questo mi è servito un pochino da faro assieme alla frequentazione che avevo con la mia nonna, la sola dei nonni, dei 4 nonni possibili, la sola vivente all'epoca, che mi parlava esclusivamente in piemontese, perché forse non sapeva neanche parlare italiano, che è vissuta con noi fino a quando io ho avuto 12 anni. E quindi questa frequentazione di questa Ava mi ha aiutato molto nel familiarizzarmi col piemontese. Poi con la scuola prima torinese, scuola di campagna durante la guerra, la lingua corrente fra di noi e qualche volta anche con le maestre era il piemontese, quindi sono venuto su col piemontese, cosa che adesso non è più forse neanche immaginabile. Ecco che la facilità che ho avuto di avvicinarmi a questa lingua per me è stata grandissima ed è stata assolutamente naturale, non l'ho studiata, l'ho assorbita col latte materno e con le carezze della nonna. Fino a che nel 1962 mi pare, andando in giro per il Cuneese, una delle mie zone di caccia preferite, ma di caccia di esperienza, non di caccia col fucile, sono capitato in una cerimonia a Santa Lucia del Comboscuro dei poeti locali e dei cultori locali
dialetto locale, della lingua locale, dobbiamo chiamarla lingua. Provenzale alpino, insomma ci sono varie sfumature. E mi sono commosso a vedere l'impegno e la passione che mettevano nel difendere questo loro patrimonio culturale. E scrivo nel libro: tornando a Roma la sera stessa, può essere sceso dalla montagna, tornando in treno, mi sono detto: ma io che ho tutto questo patrimonio consistente poi nell'interesse personale e in questi 3 volumi che mi ha lasciato lo zio, devo fare forse anch'io qualcosa per il piemontese. Questi lavorano per la loro lingua, che è una lingua parlata, credo all'epoca forse da 60-70 mila persone. E io che potrei lavorare per il piemontese, che all'epoca forse era parlato da 3, 4, 5 milioni di persone, adesso forse solo più da 2. E mi sono messo così, come un balin personale, a tirare giù delle schede da questi rimasugli dell'esperienza di mio zio, e poi tirandoli fuori dalla lettura, classici piemontesi, sono tanti, poco noti anche adesso, anzi soprattutto adesso comunque sono tanti. E sono andato avanti per 2 o 3 anni, così, come diceva Genta, con la scatola delle scarpe sotto il braccio, piene di schede mal scritte poi su carta di ritaglio, di recupero, perché insomma Tanès Gairé. E fino a che nel 1966, all'apertura del BIT, ho avuto la fortuna di avere incontrare alla filiale del San Paolo, la banca del BIT, una persona di Susa che parlava piemontese, che era di Susa, parlava piemontese e si è interessato un pochino a questo. Nel frattempo avevo conosciuto Brero e Pic per varie avventure della vita, e Pic è qui, lo ringrazio di essere disceso dal 6° piano del suo palazzo per arrivare fino qua, e mi hanno detto: ma guarda, anzi, stasera ancora da signor, sì, bella iniziativa, però lei dovrebbe scrivere con una grafia più moderna, perché io ho adottato una grafia che mi sembrava corrente all'epoca, la grafia Virilio del 1910-12. C'è una grafia più moderna e quindi lei dovrebbe rifare tutte le sue schede. Mi sono messo a rifare le schede, passando gli anni. Nel 68, mi pare, a casa mia, sempre attraverso la frequentazione di Censin Pic e di Brero, sono venuto a conoscere Renzo Gandolfo, il fondatore di questa illustre istituzione che ci ospita, con i 2 Clivio, padre e figlio, e con Albina qui presente. Lei non voleva evocare date, ma lo faccio io solo per 68 era ancora lei. Solo per amore della storia, 69 Stante lui. lui. Mister Rivo di State. E allora era nota tota. E insomma c'era anche una signorina che seguiva il Clivio. Tutta storia. E ecco, forse sì. E alla sera a casa abbiamo passato alcune ore discutendo, parlando, e mi ha fatto piacere, insomma, sapere che in quelle occasioni, quegli incontri, veniva forgiata l'idea di creare questa istituzione che è, insomma, l'Accademia dei Lincei per la lingua piemontese, che mi pare si rinnovi continuamente con grande successo, e per la quale devo fare proprio personalmente dal cuore grandi complimenti per Albina e per i dirigenti che aiutano Albina per l'opera meravigliosa che ha fatto. Carnesio dal Canada. Ecco. Poi alla Fiat per il progetto Cina. Il disco tu mai autarine.
1971, terminato, per modo di dire, perché questi lavori non terminano mai, non hanno mai fine, tutto questo lavoro, questa raccolta di decine di migliaia di schede incredibili, ogni parola 3-4 schede, tutte scritte a mano. Come pubblicarlo? Pubblicarlo, certo, ma perché no? Mi spingevano in tanti a pubblicarlo, però l'aiuto concreto, francamente, non veniva facilmente. Due illustri cultori delle relazioni pubbliche nel campo dell'editoria, Bignami e Opessi, Egizio Binami e Aleramo Opessi, lui non Drolo perché Egizio e Aleramo a Ventafelo, e comunque si sono messi, erano soci di una società che aveva sede in via Alessandria 7 e mi hanno detto sì, bisogna farlo, è un'opera importante, hanno visto, erano persone di visione, ce ne sono ancora adesso, forse meno, ma... E poco per volta abbiamo pubblicato 4 volumetti del 72 al 75 a spese del sottoscritto. Loro mi hanno aiutato molto, soprattutto mi hanno aiutato poi per la distribuzione e la vendita, perché hanno mandato cartoline di informazione sulla nuova opera in tutte le università del mondo, e tutte le università del mondo, forse salvo quelle italiane, hanno risposto acquistando copie dalla Biblioteca del Congresso, alla Bodleian Library di Oxford, insomma, un grande successo fuori. In Italia e a Torino, ma insomma, il mondo accademico non è stato molto caloroso. Perché? Ma si capisce perché. Perché era l'opera di un dilettante che non veniva dalla filiera dell'università, e quindi un po' di sospetto, un po' di disdegno, chi lo sa. Comunque, molto bene così, un grande aiuto da parte invece dei piemontesi, delle associazioni, non dico populiste, ma insomma, legate alla terra, legate alla tradizione, e mi è stato dato, e quindi sono state esitate, direi varie migliaia di copie, e forse mi sono anche tolto le spese, ma insomma non ho voluto andare troppo nei dettagli finanziari. E poi sulla base di questo ho continuato un pochino questo mio diletto personale, una seconda edizione accresciuta e corretta nell'86, e poi una terza edizione nel 96, e poi adesso passo qualche sera ogni tanto a preparare una quarta edizione, sperando che ci siano dei personaggi, magari non si chiameranno più Aleramo ed Egizio, ma ci siano dei personaggi di visione che possono interessarsi a queste cose. Nel frattempo poi è apparso il repertorio etimologico piemontese, che è un'opera contro la quale non si può combattere. Poi io non ho carattere combattivo, avrei eventualmente carattere cooperativo. E poi l'etimologico è diverso dal dizionario. Sì, certo. E poi ho visto che comunque ogni tanto hanno riservato anche qualche citazione al Gribaudo, assieme a tutti gli altri dizionari della storia della lingua piemontese, c'è anche il Gribaudo, quindi sono passato alla storia e tanto mi basta. Grazie dell'ospitalità. Prima diceva parla piemontese, perché effettivamente devo dire che da quando io e Gianfranco ci conosciamo, noi abbiamo sempre solo parlato in piemontese tra noi, come era nostra abitudine alla Cara Studio, ma con il Clivio, eccetera. E oggi la platea è un po' diversa, un po' più allargata, allora era una volta che parlaissi italiano, perché sennò magari sospettavo che l'italiano tu sei l'insegnanta, ecco, quindi è stato bene che tu abbia illustrato
in italiano. Come è nostra consuetudine, io lascerei, se Luciano Genta o Dora Marucco non hanno altre domande o altre cose da dire, lascerei la parola ai presenti per fare qualche domanda a Gianfranco Gribaudo, sia sull'ANTA internazionale e sia sull'ANTA più, diciamo, di radice di territorio. Se posso permettermi di rubare un minuto, io non li vedo assolutamente in antitesi, anzi sono queste due cose che, se stanno tutte e due forti nell'essere umano, sono quelle che ti permettono di andare in giro per il mondo. Tra l'altro, non a caso, per esempio, tra i fondatori del Centro Studi Piemontesi, con Renzo Gandolfo, che aveva lasciato il Cuneese, era stato prima a Alessandria d'Egitto e poi a Roma, Gian Renzo Clivio, che anche lui, proprio negli anni d'Italia, perché c'è stato un momento, l'Italia 61, le manifestazioni d'Italia 61, sono state quelle che hanno aperto la strada internazionale a molti giovani. Gian Renzo Clivio ha cominciato a fare un po' di lavoro per Italia 61 e di lì ha preso Landi, ahimè, è andato ad Arro, è andato negli altri posti, però di là ha pensato all'Accademia Studi Piemontesi, senza Gena, senza cose, cioè qui c'è tutto un ragionamento da fare piuttosto interessante. E Clivio, appunto, e altri ho sentito, che proprio è stato Italia 61, più che l'università, più che il resto, che ha aperto le porte per, fa piacere citarlo perché è presente Ettore Peiron e quindi il sindaco di Italia 61, Amedeo Peiron. Lascerei la parola però al pubblico, ma senza dire che secondo me vivono insieme, perché se uno va via e non ha radici, non ha tessuto interiore, poi può stare là, tornare, ma a noi capita qua, è capitato che è venuta la Strumia che vive a Filadelfia, un giorno viene qua, incontra i Daneo che erano qua, che stavano vedendo per un libro che uscirà tra poco, lei era di passaggio e trovano i Daneo ed erano compagni di casa a Filadelfia, in giro per il mondo, si trovano qui per caso, si mettono a piangere, ma è perché le radici, chi ce l'ha continua a mantenerle, continua ad essere una persona viva per questo, perché se cancelli tutto, vedo Davide da Milano che va via, quindi penso che sia va bene, è ora di dare la parola al pubblico. Scusate se ho fatto l'intervento, ma insomma sono stata in qualche modo chiamata. Prego, chi è che vuole intervenire su qualcosa? Roberto Gnavi, prego. Se hai la voce forte non sto a portare. Naturalmente, come nostra abitudine, coloro che dovessero andare lo possono fare senza Gena e noi in Dumanasa. Così lascia dire. Prego. Volevo chiedere al dottor Gribaudo, alla luce di cose cui hanno accennato la dottoressa Marucco e il dottor Genta, di quante volte si sia imbattuto nella pavidità, diciamo così, di persone che senza una personale disonestà tuttavia sono state, diciamo, complici di cose non belle. Ecco, questa reticenza che forse quasi più specifica dei torinesi, altri sono più coraggiosi sia nel dire quello che pensano, sia nel dire quello che non pensano, nel mentire, ma ad ogni modo nel muoversi. Comunque, di fronte alla pavidità delle persone per bene, non parliamo degli altri, ma di persone oneste che però non osano, lei nel corso della sua vita ha immaginato delle macchine intellettuali che possano scalzare questo problema? Cioè l'esortazione di per sé certamente non serve, la si può riservare persona per persona, ma delle, come dire, macchine fatte di domande, delle domande giuste. Questo riguarda soprattutto i giornalisti, sarebbero i giornalisti che dovrebbero, sì. Ma i poveri giornalisti hanno le loro paure, chiaramente, alcuni no. Però sarebbe questo un bello sforzo, cercare di costruire delle macchine di domande, farle condividere, in modo da rendere più difficile un certo tipo di reticenza. E per la parte giornalistica credo che Luciano Genta avrà
molto da dire. Io devo dire che dopo tanti anni da questa esperienza che ho avuto, ho coperto gli anni tra il fine 60 e fine 80, mi domando ancora come sia stato possibile che una vicenda come quella che descrivo sommariamente, perché insomma si potrebbe andare molto più in fondo, che descrivo nel libro, di questa intrusione politico-mafiosa, non si sa bene di che tipo, non ho ancora capito, benché l'abbia vissuta abbastanza da vicino, sia stato possibile 10 anni di preparazione all'avvento e poi 12 anni al potere e poi un numero notevolissimo di anni comunque in cui nessuno da nessuna parte ha commentato, ha deplorato, ha cercato di scavare, come per primo e così timidamente in questo volume ho fatto su quello che avrebbe potuto essere un grosso scandalo, ma ormai sono abituati agli scandali, specialmente in Italia, quindi non prendiamo più di niente. E comunque è stato uno scandalo soffocato dappertutto, a Torino, a Roma, a Ginevra, per permettere la sopravvivenza di questo centro, che era una vittima di questa vicenda che si fosse scoppiata dal punto di vista non solo giornalistico ma poi soprattutto eventualmente giudiziario, avrebbe probabilmente portato alla chiusura del centro internazionale, che invece per fortuna sopravvive, non solo sopravvive bene, è arrivato ormai a più di 300.000 partecipanti in 50 anni di attività, 300.000 dirigenti nel mondo, da tutte le parti, tutti i paesi del mondo sono passati a Torino, hanno conosciuto Torino magari superficialmente, ma un pochino l'hanno conosciuto e hanno portato, come dico, il nome di Torino nel mondo. Come è stato possibile tutta questa vicenda? Non me lo so spiegare. Non so che macchina di domande lei può immaginare, ma forse Luciano Genta, che è stato evocato, è stato tirato in ballo come giornalista, può forse dirci come vede lui, come si può congegnare una macchina di... Ma lo scandalo Cefalù specificamente? Sì. No, in generale, credo il signore parla in generale. No, perché specificamente qualche indizio, nonostante le sue cocciute reticenze, nel libro si è riusciti a tirarlo fuori, quindi chi volesse leggerlo, insomma, qualche pista di riflessione c'è. Per quanto riguarda il problema generale, il problema è da sempre, nello stesso tempo, in ogni fase storica si presenta, direi, con una veste nuova, ma il corpo del problema è sempre soltanto l'identità della professione giornalistica. Cioè, se i giornali sono o meno i cani da guardia del potere, quindi rappresentano i lettori, le loro domande, i loro bisogni, o se, io non ho altra espressione da usare se non la schiena diritta, se non hanno la schiena diritta e quindi si piegano. Un libro che viene recitato in questa fase è quello di Etienne de la Boétie sulla servitù volontaria, no? Sì. E purtroppo ce n'è sempre, c'è sempre. Il problema è la quantità,
quale di fase in fase prevale. Io, ahimè, rispetto agli anni 70, diciamo fine 60, 70, inizi 80, che ha visto dei momenti di riscossa, di riorganizzazione, di ridefinizione di identità, di impegno nel giornalismo di inchiesta, di denuncia, eccetera. A oggi, se devo fare un confronto, mi sembra oggi viviamo in una fase in cui, che se ne dica, tutta l'informazione in generale è un'informazione che ha scelto il proprio capo, il proprio referente, il proprio leader. Anche quella che di volta in volta è di opposizione, non solo quella di governo, perché si procede per enclave, per gruppi chiusi. No? Il che fare in questi casi, io credo che spetti alla coscienza dei singoli, e poi ognuno sceglie. Gribaldo ha scelto nei periodi bui di restare lì a fare la sentinella, a difendere la ridotta, e ci vogliono, insomma, nel senso che quando poi la bufera è passata, se non c'è nessuno che sia rimasto lì, non ci sono gli elementi per ricominciare. In altri casi si può scegliere di rompere. A me, quando è stato detto che determinati commenti non piacevano in una determinata sede di governo, e quindi per non dispiacere questa sede di governo ero invitato a smetterla, ho fatto la valigia e ho smesso da quel giorno di firmare la rubrica che firmavo. Questo è un tema ovviamente fondamentale, importante. Anche noi all'Accademia Studio diciamo sempre che ci sentiamo, e si collega anche a quello che dicevi tu, ci sentiamo un po' le sentinelle che devono resistere, perché se poi andiamo a vedere, però non vorrei aprire troppo questo tema perché è un tema importante, però vorrei stare sul libro di Gianfranco Gribaldo, e vorrei approfittare che è presente il professor Greppi, è stata nominata la SIOI e vari organismi. Ti chiederei un intervento, visto che abbiamo la fortuna di averti presente. Prego. Domande, intervento, così ritorniamo. Scusate, non volevo tagliare il dibattito, ma sarebbe stato un dibattito enorme e andavamo... Bisognerebbe una volta avere il coraggio di farlo questo dibattito, ma veramente in modo chiaro e specifico. Prego. Più che domande, un particolare intervento, direi che Torino internazionale deve molto a Gianfranco Gribaldo, e questo libro, come diceva Genta prima, è sempre in linea col suo understatement, con la sua attitudine a stare in seconda fila, e questo richiederebbe una rivisitazione, perché da un libro, dalle fotografie che accompagnano il libro, come diceva Luciano Genta, si ha l'impressione che lui non sia stato un protagonista. In realtà Gianfranco è stato un protagonista dell'internazionalizzazione della città, in anni in cui la città era disinteressata. Io l'ho vissuto al suo fianco e nella sua scia per tanti anni in quel periodo, e ricordo la sua sofferenza, anche del brutto capitolo che è stato evocato, la sua sofferenza, perché quello che non avete detto è che quel periodo ha coinciso con l'impossibilità per i torinesi e i piemontesi di conoscere e apprezzare l'importanza del centro. Perché? Perché quel personaggio aveva tutto l'interesse a tenere le porte chiuse. E questo ha paralizzato l'internazionalizzazione della città e del Piemonte per molti anni. È stato l'arrivo alla direzione di Jean-François Trémaux
come direttore e di Gianfranco come direttore aggiunto, che ha rappresentato il punto di svolta, perché sono loro due che hanno aperto il centro alla città, tu e François, avete aperto il centro alla città e la città ha cominciato ad accorgersi che aveva uno straordinario patrimonio di cultura internazionale che non era stato valorizzato. Dora e Cristina Cornero hanno cominciato a lavorare su questo grosso progetto che ha già prodotto 2 libri, adesso 2 libri e una 60ina di interviste. Questo progetto è destinato ad andare avanti e che dire, non so Albina se ho detto, però volevo veramente che fossimo tutti riconoscenti, perché se Torino è una città internazionale lo si deve a Gianfranco Gribaldo, quale mi ha passato anche il testimone di presidente della SIOI, lo faccio cercando di mettermi nella scia delle cose importanti che ha fatto lui, perché è stato un maestro oltre che un caro amico. C'è ancora qualcuno che vuole fare qualche domanda, qualcosa? Chi deve andare vada, perché noi siamo abituati che si va avanti, però ci sono persone che a un certo punto devono andare. Censin, vuoi dire una parola tu di chiusura? Piemontese farei e di qualcosa. Allora do la parola per chiudere a Censin Pic. Voglio ricordare che i prossimi appuntamenti sia in sede sia fuori sede ne abbiamo diversi, uscendo li trovate qua sul tavolo perché sono qui e abbiamo mercoledì 28 novembre alle ore 21 al Centro Culturale Le Rose parliamo di Sacri Monti, poi ci sarà Moncagliere il 29, lunedì prossimo parliamo di Alpi e il 12 parleranno solo più i libri con la mostra dei libri. Darei la parola, se siete d'accordo, a Pic per Casara e Prego. E poi naturalmente c'è il libro e chi vuole prenderlo, ma ci parliamo. Prego, Censin. Vi sono tra i fondatori dell'Arcada Studi Piemontesi, perché è stato Gandolfo che la ciamane insieme all'altro. Era Custi, era Coclivio, era Coprero, e adesso mi sono l'ultima a survivere di questi fondatori, ma le passai 50 anni. Il prossimo anno fumo i 50 anni. Sì, tramite i Veneti sono 50 anni da cada studio Piemontese. Garibaldi, io credo che la conoscenza la compagnia di Brandetti. Risponde sì o no, dire quando è la compagnia conosce. È dal 65. 65, quindi, perché la compagnia di Brandetti ha nasce del 27, ma nasce prima del 26. Sono bei, però Addirittura nasce prima, no, le mediche c'erano una prima perché poi sarebbe morto prima, quindi noi da manca della gente viva e che viva il piemontese. Rivaldo lo parla bene il piemontese, trovo se è in difetto ieri, le cure che stenta a scrivere, non che stenta che sappia ne scrivere, sa scriverlo, lo scrive bene, ma ha abbastanza entusiasmo. Mi vorrei che in questi 20 anni, che io aspetto ancora una minima di vivere in questo mondo, già che poco tempo fa le salvasse, che sono salvate, quindi la si prolungare il tuo tempo per monartorie nostre, che ti scrive qui, perché ti parla bene e ti scrive bene. E noi la manca da lei per le pubblicazioni piemontese, che è una che si pubblica manca in piemontese, e è la storia, è la continuazione del musical Brandetti, fondato da Alfredo Di Corda, prima generazione, la compagnia di Brandetti, l'uomo da manca che ti scrive, perché troppi qui che scriveva bene sono mancati. E proprio in questi giorni mi scrivevo un bemoi per la storia del Mars, insomma, la storia del Giulians, perché sono un po' in ritardo, insomma. Ma sono in ritardo perché non manco qui che sono andati. E l'uomo da manca che le ultime generazioni, non è la compagnia di Brandetti, le ultime generazioni, la gente che vive in Piemonte, fuori dal Piemonte, e che quel vino al Piemonte
che non cammina a scrivere. L'uomo da manca che i giovani non cammino a scrivere, ma perché non cammina a scrivere, aventa che reso come si scrive e chi che scrive. Ecco, quindi l'invito che faccio in questo momento a lei conosce questa rivista, che si chiama La Storia, no? E poi narrano la storia, no? Senza naturalmente figurativi. E che ha reso la storia e che non cammino a scrivere. Non mi domanda che d'altri giorni stasera sperava da incontrare la dottoressa Garino. Sì, ma io non è la Garino stasera. Io no. Sta studiando forse. No, all'esame. Speravo che incontrare la Garino che potrebbe. Lo sai. Ma l'uomo da mano, quindi mi raccomando a tutti voi altri che magari tanto giù se vengono, vado ancora già i giù a parlare e a scrivere al piemontese, che la renga molto bene e che i documenti letterari della lingua piemontese, i sermoni subalpini, alla fine del secolo XII, no? Quindi le più antiche documenti letterari italiani. Allora, ringraziamo l'augurio a lei che era la dare lo strumento, allora il vocabolario, il dizionario, il Gribaudo è lo strumento perché anche i giù continua a scrivere. E ancora Ernesto Vellano, prego. No, ma chi aveva un'idea per un'idea, non è... Una parola per ottimista, per quella zona grigia che il nostro amico Gianfranco Gribaldi ha sopportato in tanti anni. Un po' meglio perché in tanti anni ha sopportato al BIP, 12 anni con un personaggio che non ci doveva essere. Ecco, l'aspetto positivo è chi la dura la vince e lui ha vinto, questo volevo dire. Bravo. Resistere, ecco, tocca resistere. Con la vera resistenza nuova, come diceva Burata, anche la nostra resistenza resiste per il Piemontese, per il Piemonte, per i nostri valori. Grazie a Gianfranco Gribaldo, più scrive in piemontese, no c'è in 3 Grazie a Dora Maruppo e grazie molto a Luciano Gelta. Abbiamo aperto possibilità di parlare di tante altre cose anche molto importanti.